Parte dal Ponte Vecchio la campagna elettorale di Elena Pavan, più volte annunciata, confermata poi qualche giorno fa dalla diretta interessata e infine battezzata sul monumento nazionale da esponenti locali e regionali dei partiti di riferimento della coalizione. Si parte ovviamente dalla civica della sindaca, poi c'è Coraggio Italia e l'UDC, ma l'azionista di maggioranza, come si usa dire in questi casi, è Fratelli d'Italia. Oggi abbiamo messo la prima pietra per quanto riguarda la nostra coalizione, ma per quanto riguarda un progetto che vogliamo e pensiamo di portare avanti fino alla fine. Tendiamo a eliminare tutto quello che è stato detto fino ad oggi. Non vogliamo entrare nel merito delle critiche, non vogliamo entrare in queste beghe che non vogliamo assolutamente, non ci appartengono e ai cittadini non servono. Bando alle polemiche quindi, ma è proprio la candidata che lancia una frecciata agli ex compagni di viaggio intestandosi il vessillo del centrodestra. Oggi parte la campagna elettorale del centrodestra, della coalizione che sostiene la mia candidatura. Abbiamo la mia lista civica Pavan Sindaco, Fratelli d'Italia, abbiamo UDC, Coraggio Italia, abbiamo anche delle componenti civiche importanti che si aggregheranno nell'immediato futuro e quello che è importante e intendo rassicurare gli elettori di centrodestra, mandare un messaggio chiaro, è che noi siamo il centrodestra, quello leale, quello che ha operato in questi anni in maniera costruttiva per il bene dei cittadini. L'affondo è molto chiaro e apre una campagna nella campagna, con la faida all'interno del centrodestra che si fa sempre più sanguinosa e profonda, e il centrosinistra prepara i popcorn.